Euroregioni News. La Fondazione Friuli ha presentato il 13 febbraio 2020 a Udine il bando istruzione con una dotazione di 600.000 euro. Il bando è stato illustrato nel Salone di Palazzo Antonini Maseri, ex Banca d'Italia. Nel documento audio, che potete ascoltare nella versione integrale, gli interventi del rettore dell'Università di Udine Roberto Pinton, di Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli, di Patrizia Pavati dell'Ufficio Scolastico Regionale, di Renzo Simonato, direttore di Intesa San Paolo per il Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, e di Alessia Rosolenna, assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia. Innanzitutto in questa sede, c'ho l'ospite in questo caso, che sarà entro breve la nuova sede del rettorato, del prorettorato. Ci sarà, questo è il tavolone già adesso del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, saranno qui dislocati il cuore nevralgico dell'Ateneo e le commissioni strategiche, didattiche, eccetera. Ovviamente questo che è il Salone dell'Onore, che è bellissimo, come potete vedere, e questa fa parte della donazione Masera, qui è intitolato anche il palazzo, è dedicato e destinato ad attività in cui l'università è direttamente coinvolta, naturalmente, per eventi che hanno una partecipazione limitata, seppur qualificata. Adesso qui l'università, diciamo tra virgolette, non c'entra, non è un'iniziativa che coinvolge l'università, ma perché siamo qua? E non solo un gesto di cortesia nei confronti del Presidente, perché è giusto ricordare, solo 30 secondi, che esiste ormai una decennale collaborazione diretta è una partnership, non è un rapporto fra finanziatori e beneficiari, perché condividiamo obiettivi comuni di sviluppo dell'attività formativa, di ricerca e anche quella divulgativa. Quindi di fatto quando si fa un'iniziativa di questo tipo che promuove la formazione, una parte della filiera della formazione, l'università, tanto più con le persone e le istituzioni con cui ha rapporto continuativo e diretto e obiettivo comuni, deve essere presente. Quindi a me non solo piace darvi ospitalità nella nostra bella casa, e nostra plurale, ma anche voglio essere anch'io presente qui ed essere testimone, partecipe di questa bellissima iniziativa, che ritengo sia una bellissima opportunità per le scuole. Naturalmente saluto tutti i colleghi docenti, dei direttori e dirigenti scolastici delle scuole, perché c'è poco da fare. Io ho fatto per anni l'orientamento. Quando una filiera formativa funziona in tutte le sue parti, alla fine raggiungiamo tutti un obiettivo migliore. Non è pensabile ragionare in termini di compartimenti stagni, magari scaricando il barile l'uno con l'altro. Ecco che allora ogni iniziativa che porta a un miglioramento della didattica, delle attività formative, non solo deve essere colto, ma deve essere condiviso. Quindi da questo punto io veramente ringrazio anche per questa iniziativa, che è una delle tante che la Fondazione fa. Allora, prima di entrare nel merito delle novità che il bando 2020 contiene, vorrei attirare un attimo la vostra attenzione su due osservazioni preliminari. Una è un'osservazione di forma e l'altra è un po' più di sostanza. Nella forma lasciatemi richiamare la vostra attenzione su quella che è l'immagine che accompagna quest'anno il bando scuola, ma se avete la cartellina stampa è l'immagine che accompagna tutta l'attività dei bandi della Fondazione nel 2020. Abbiamo fatto ricorso all'utilizzo di foto dell'Artina Modotti. Sono foto famose perché ricordano i 90 anni della mostra di Artina Modotti a Città del Messico, ma soprattutto sono foto che secondo noi rappresentavano molto bene le tematiche dei singoli bandi. Come vedete, quello della scuola ti dà proprio l'idea dell'interconnessione, ti dà l'idea dei dati, ti dà l'idea della velocità di trasmissione, ti dà l'idea della volontà di riuscire a mettere assieme quante più informazioni possibili. Mentre invece per le altre immagini vedete che il bando restauro, non fai fatica a immaginare qual è, e il bando welfare che abbiamo fatto è senz'altro
foto, ed è una scelta che la Fondazione ha fatto nel 2020 per tutta la propria linea comunicativa. Anche il rapporto annuale avrà come compagno di viaggi il gruppo friulano per una nuova fotografia, che erano dei straordinari fotografi. Purtroppo qualcuno è morto, è mancato poco tempo fa, ma lo viviamo come un patrimonio della nostra regione da far conoscere anche in altre città e in altre località. La seconda osservazione, che è un'osservazione più di sostanza, come vedete abbiamo proiettato l'insieme degli interventi che sono stati fatti grazie alla collaborazione Fondazione Friuli Intesa San Paolo, ed è una distribuzione geografica di dove abbiamo realizzato in questi primi 2 anni di attività dei bandi le nostre iniziative. La rappresentazione è puntuale. A seconda dei colori, vedete, c'è il bando welfare, c'è l'istruzione che è quella azzurra, è un po' più concentrata perché è chiaro che le scuole sono così distribuite, e poi c'è il bando restauro. La rappresentazione puntuale però dovreste immaginarla con il raggio d'azione della singola iniziativa, perché è evidente che una scuola interagisce con più comuni vicini, è evidente che un intervento del welfare ha un raggio d'azione che va ben oltre la localizzazione puntuale. E vi dico questo perché significa che aggiungere raggio d'azione a quei pallini lì aumenta la superficie colorata, e quindi se noi andassimo a valutare l'impatto, l'interazione di ogni singolo intervento, avremo la massima aspirazione della Fondazione, e cioè quello di vedere tutta pitturata la carta, che significa che ci siamo in tutto il territorio, ma che ci siamo in modo operativo, in modo con rapporti e relazioni fra persone che si conoscono, che collaborano, come diceva prima il magnifico rettore. E quando c'è collaborazione e conoscenza, c'è crescita e c'è sviluppo, perché quando abbiamo gli incontri anche nelle scuole, la difficoltà più grossa nostra è quella di mettere ordine alle idee che vengono fuori, ordine ai progetti che nascono, ordine alle priorità che ci vengono segnalate. Quindi di questo vi ringraziamo sempre per la vostra attenzione, per la vostra vivacità. Ma veniamo al bando, così non rubiamo altro tempo. Veniamo subito alle 2 novità. Quest'anno introduciamo una novità relativa a quello che è il bacino d'utenza dei bandi, e la seconda novità invece relativa ai pilastri portanti dell'attività che solitamente si sostiene. Bacino d'utenza. Lo scorso anno, per qualche strano allineamento dei pianeti, non siamo riusciti a utilizzare tutte le risorse a disposizione. E allora quest'anno abbiamo pensato di spostare l'interesse del bando lungo tutta la filiera formativa, aprendo la partecipazione al bando anche agli istituti comprensivi, confermando quelli che sono i 2 riferimenti principali dell'attività del bando precedente, quindi la didattica digitale, il potenziamento e il rinnovamento dei laboratori, siano scientifici, siano di lingue, il potenziamento dell'inglese, perché tendiamo a darlo per scontato, dare per scontato la conoscenza della lingua inglese, quindi sosteniamo il potenziamento della lingua inglese e l'apprendimento di altre lingue straniere. E arriviamo al terzo pilastro che abbiamo aggiunto quest'anno, che ci avete indicato come priorità da seguire nelle iniziative da sostenere, ed è il rapporto scuola-sport. E ringrazio la Patrizia Bavati, che poi su questo tema e anche su altri sarà molto più dettagliata e approfondita di me, come ringrazio Vittorio Borghetto, perché assieme riusciamo a costruire un po' la sintesi di quelle che sono le priorità che emergono dai contatti con la scuola. E il rapporto scuola e sport l'abbiamo inteso, correggimi Patrizia, nell'accezione più ampia del termine, e cioè può partire dai laboratori interdisciplinari, che vi spiegherà bene
Patrizia dopo, ma senz'altro riguarda temi anche come il benessere, temi come l'alimentazione, temi, poi li spieghi bene, temi che siano interdisciplinari, quindi una visione collegata al tema dello sport. E tutto questo potrà essere sviluppato sì con le associazioni sportive, perché così coinvolgiamo ancora di più il territorio, e credo che possa avere un buon ritorno soprattutto in termini di avviamento alla pratica sportiva, perché soprattutto dai comprensivi sarebbe bene che arrivasse qualche stimolo ai giovani per iniziare la pratica sportiva. Come funziona il bando? Ogni scuola può fare 2 domande, una domanda sui primi 2 pilastri, digitalizzazione e lingue, e una domanda aggiuntiva relativa allo sport. Questo perché? Perché sul budget a disposizione del bando, che grazie al contributo continuo di Intesa San Paolo ha 600.000 euro di dotazione anche quest'anno, e forti dell'esperienza dell'utilizzo di questi fondi dell'anno precedente, abbiamo pensato di dedicare 150.000 euro alla parte relativa allo sport e 450.000 euro invece ai primi 2 pilastri, laboratori e lingue. Quindi potete ogni scuola può fare 2 domande. Non c'è limite sulla singola richiesta, c'è solo un limite di buonsenso, perché cerchiamo di fare progetti, sono senz'altro praticabili, con una scala di impegno economico che sia immaginata pensando che queste risorse possibilmente devono riuscire a accontentare un po' tutti. Quindi facciamo i progetti che siano percorribili, che siano sostenibili e senza mai dimenticare che comunque stiamo parlando di una vicinanza da parte della fondazione alle scuole che ha come tratto saliente la continuità. Non è che facciamo il bando quest'anno, fatto questo progetto poi non ci si rivede, anzi la continuità è un riferimento assoluto che noi abbiamo. Ci risulta che come in altri settori, anche nella scuola, il poter avere qualche conforto sulla continuità consente programmazione, consente crescita, consente di fare qualche passo in più sulla strada dell'eccellenza. Io non mi dilungo oltre, ho citato e ringraziato prima la dottoressa Pavatti, che adesso mi assisterà, mi bacchetterà, mi riprenderà su quello che non ho detto o che ho detto male nella parte sportiva, ma anche nella parte restante dei bandi. Grazie Patrizia. Saluto a voi tutti e da parte dell'ufficio scolastico regionale un vivo compiacimento per l'attenzione che la Fondazione Friuli riserva al mondo della scuola. Un mondo della scuola, quello del Friuli Venezia Giulia, che è un mondo di eccellenza, e non lo dico io che sono di parte, ma lo dicono tutte le prove nazionali, internazionali. Mi riferisco alle verifiche Invalsi, alle verifiche OCSE Pisa, che ci danno degli esiti davvero di alto livello. Siamo orgogliosi di avere questa scuola in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo visto da poco tempo, qualche mese fa, proprio gli esiti delle prime prove del nuovo esame di Stato del primo ciclo di istruzione, che è partito 2 anni fa, primo ciclo di istruzione, quindi la ex terza media per capirci, che ha previsto obbligatoriamente la prova Invalsi per accedere all'esame di Stato, quindi obbligatoria per tutti, propedeutica proprio l'ammissione all'esame. Ebbene, i primi esiti che abbiamo avuto qualche mese fa ci danno un Friuli Venezia Giulia i primi posti addirittura per quanto riguarda l'italiano, la matematica, l'inglese, e naturalmente questo ci conforta. Poi sappiamo che nelle proiezioni internazionali l'Italia in generale non fa una gran bella figura, è sempre un po' agli ultimi posti, fanalino di coda, però se noi andiamo a vedere i dati disarticolati per regione troviamo che la nostra regione invece si colloca ai primi posti, addirittura a livello della Finlandia o comunque del nord Europa, dove abbiamo le scuole di eccellenza. Questo ci porta quindi a migliorare, a continuare, come diceva il Presidente, abbiamo bisogno di metterci in
una linea di continuità, ma soprattutto abbiamo bisogno di esplorare alcuni settori che adesso ancora sono un po' di nicchia, tutti quelli per esempio delle competenze trasversali, come veicolarle. È molto importante, anche perché uno studente può essere eccellente, però non può non essere un buon cittadino, e naturalmente il mondo della formazione e dell'istruzione deve puntare anche a questo, anche e soprattutto a questo. È il vero investimento, quindi grazie alla Fondazione, perché questo è un investimento non industriale, non vediamo domani il prodotto, lo vediamo a distanza di tempo, di anni, e significa garantire la sostenibilità della società civile, molto importante. Allora, tre misure veramente di grande livello dal mio punto di vista, quindi veramente un plauso alla Fondazione Friuli. Perché? Il digitale non solo, parliamo di laboratori, quindi la possibilità anche per gli istituti comprensivi, oltre che per le scuole secondarie di secondo grado, di acquistare strumentazioni, di acquistare dispositivi, di acquistare quello che serve per creare dei laboratori. Possono essere laboratori informatici, ma possono essere laboratori di scienze, di fisica, di arte, comunque laboratori che servono a far crescere la consapevolezza culturale, la capacità espressiva dei ragazzi. Questa misura già c'era, da quest'anno è stata estesa agli istituti comprensivi. Le lingue straniere, oramai abbiamo bisogno, necessità di parlare non una lingua straniera, più lingue straniere. Ecco perché il bando parla di potenziamento dell'inglese, che oramai è lingua franca, la diamo per acquisita, i nostri giovani devono essere in grado di dialogare in inglese come nella madrelingua. Ma abbiamo bisogno anche di altre lingue. Noi siamo una regione transfrontaliera e tendiamo quindi a non renderci conto molte volte quante opportunità sono date sia dal punto di vista dell'esperienza sia dal punto di vista lavorativo dal fatto di avere ad esempio molto vicino l'Austria, quindi paesi di lingua tedesca come la Slovenia. Pensiamo a quello che succede nella scuola secondaria di primo grado, in cui c'è l'obbligo da ordinamento scolastico della seconda lingua straniera, che molte volte, specie nelle nostre zone, province di Udine e di Pordenone, è il tedesco, una lingua che viene appresa per 3 anni e poi completamente abbandonata, perché gli ordinamenti del 2010, che hanno messo ordine alle varie sperimentazioni che c'erano, ma hanno anche molto razionalizzato i piani di studi, hanno eliminato la seconda lingua straniera dalla maggior parte appunto dei percorsi di studio, e quindi il tedesco tende a perdersi, ed è un peccato, perché con 100 km noi possiamo fare esperienza di lingua tedesca. Questo finanziamento quindi ci darà la possibilità di potenziare anche questo settore. E poi c'è la novità, la grande novità, agganciare la scuola al mondo dello sport. Che cosa significa? Se noi andiamo indietro, lo dico soprattutto agli addetti ai lavori, le famose raccomandazioni del Parlamento europeo e della Commissione del 2006, le 8 competenze chiave, di cui ben 4 trasversali, chiediamoci quanto abbiamo fatto per queste competenze trasversali che ci servono poi per vivere nel mondo, quelle dell'imparare ad imparare, le competenze sociali e civiche, della consapevolezza culturale, ma anche lo spirito di iniziativa, l'imprenditorialità. Ebbene, insieme a quelle raccomandazioni erano usciti anche nel 2006 una serie di libri bianchi sullo sport, che dicevano lo sport non come gesto sportivo, quello è riservato ai campioni, all'agonismo, a quelli che percorreranno una determinata strada, ma tutti hanno bisogno invece di guardare il proprio corpo da un altro punto di vista. Un corpo quindi che permette anche di sviluppare quelle intelligenze multiple, per capirci, che quindi non hanno a che fare solamente con la parola, solamente con le acquisizioni legate, ancorché importantissime, all'italiano e alla matematica, ma anche a tutta una serie di competenze che noi non vediamo direttamente. E quanta motivazione c'è per gli studenti muovere attraverso la palestra, attraverso il mondo dello sport. E quindi proviamo a capovolgere un po', almeno in alcuni laboratori interdisciplinari, il fare scuola. Partiamo dalla palestra, ma nella palestra non deve essere presente solamente il docente di educazione fisica, proviamo a pensare anche alla presenza del docente di lettere, del docente di matematica. Partiamo da una disciplina sportiva, basket, calcio, e magari chiediamoci ma dove è nato? E quindi magari spaziamo nell'ambito storico-geografico, perché è nato? Quali sono le misure del campo? E spaziamo verso la matematica, verso la geometria. Chi sono gli autori che si sono occupati anche
anche in letteratura o nella poesia, anche della dimensione sportiva. Quindi vedete quanto possiamo fare capovolgendo proprio la nostra classe. Questi laboratori interdisciplinari quindi sono una sfida che noi proponiamo alle scuole, da fare insieme alle associazioni sportive. Ogni territorio ha diverse associazioni sportive che volentieri collaborano con la scuola, in un percorso che però deve avere un senso, e quindi non è l'ingresso estemporaneo dell'associazione sportiva, ma è una programmazione che fa il consiglio di classe insieme anche all'associazione sportiva, e quindi anche l'ingresso dell'associazione ha un senso a seconda dell'evoluzione del ragazzo. Noi sappiamo l'evoluzione del ragazzo prevede che magari prima si facciano determinati sport di squadra, poi si passa a quello individuale, perché lo sport veicola tutta una serie di competenze trasversali che sono il rispetto dell'altro, il rispetto delle regole, la disciplina sportiva, il mutuo soccorso, la capacità di lavorare in squadra. Quindi sono tutti elementi fondamentali che si imparano facendo, perché quando l'adulto cerca di impartirti determinate cose parlandoti, probabilmente poco trattieni nella tua mente. Quando invece lo fai con esperienza, lo provi, lo tasti con mano, allora è qualcosa che ritieni, che rimane, che diventa tua competenza, che diventa tua consapevolezza. E poi abbiamo pensato anche all'importanza di tutto il mondo che ha a che fare con la salute, perché naturalmente aver cura per il proprio corpo, sappiamo che mens sana in corpore sana vuol dire anche crescere in salute. Adesso tutti noi adulti ci dedichiamo allo sport. Chi di voi non frequenta una palestra, non fa una corsa la mattina, non fa una camminata, eccetera? Ebbene, appunto, i ragazzi devono crescere quindi con questa dimensione che vuol dire sani stili di vita, e quindi abbiamo pensato anche all'ingresso del mondo della salute, quindi della sanità, che possa magari fare un percorso insieme ai ragazzi che diventano veicolo anche per le famiglie. Quindi si esplode il progetto, non è destinato solamente al numero di studenti a cui sarà rivolto, ma anche a tutte le famiglie che dietro ci stanno. È una grande sfida, finisco, e io veramente spero che venga colta a grandi mani da parte delle scuole, proprio perché ci permette di valorizzare ancora una volta l'eccellenza delle scuole del Friuli Venezia Giulia. Allora, innanzitutto non dimentichiamoci delle nostre origini. Le nostre origini sono soprattutto all'interno della fondazione, perché la fondazione ha diviso il settore bancario, che poi si chiamava Group tanti anni fa. Poi nel tempo la Group è cresciuta aggregando altre banche e diventando la banca della regione. Quindi il nostro essere sul territorio, che magari oggi non c'è come una rappresentanza di un consiglio di amministrazione, è però insito nel lavoro di 1300 persone che sono qua sul territorio. Quindi questo è un lavoro importante, essere sul territorio significa soprattutto questo, no? Ora, noi come Intesa San Paolo, forse proprio per le radici, non possiamo essere solo un motore di crescita economica di questo paese, perché chiaramente eroghiamo credito alle aziende, siamo un'azienda for profit, però parte dei nostri utili vogliamo rimettere a disposizione del territorio. Lo facciamo con attività specifiche, perché vogliamo avere una crescita sostenibile ed inclusiva. Poi magari faccio un passaggio su questo sostenibile e inclusiva, dedicato prettamente al tema che stiamo trattando oggi, no? Oggi stiamo trattando di scuola e ci sono alcune attività che facciamo parallele a questa che ha nominato adesso il Presidente Morandini, che sono integrative per questo e vanno a spiegare un po' il nostro impegno nel sociale. Per esempio, per le scuole elementari abbiamo pensato a una piattaforma che si chiama Webicam, è una piattaforma che aiuta insegnanti e genitori a gestire i problemi di problematiche dei giovani, no? Tipo il bullismo, per esempio, non so, tutte le varie difficoltà che possono avere i giovani bambini. Poi crescendo abbiamo delle attività come quello che noi chiamiamo Z-Lab, che è sostanzialmente l'alternanza scuola-lavoro. Abbiamo nel Triveneto 15 scuole, una è Udine, l'Istituto Marinelli, dove per 3 anni i ragazzi vengono una settimana intera a imparare, ogni anno una settimana a imparare come si lavora in banca, ma non soltanto, come si possono costruire dei business plan, delle attività esterne. Quindi c'è un avvicinamento al mondo del lavoro. Per arrivare poi, per finire, al settore universitario, dove abbiamo
diciamo, la banca può essere divisa, banca for profit, oppure anche le erogazioni di beneficenza, no? L'erogazione di beneficenza c'è proprio nei due assi completamente separati. L'erogazione di beneficenza le facciamo tramite il fondo di beneficenza, l'ho trovato sul sito, è trasparente, per cui potete vedere anche le erogazioni che sono state effettuate, però in mezzo tra questo e la banca for profit c'è tutto un mondo che noi chiamiamo banca d'impatto, no? Cosa significa? Significa che nel momento in cui noi riusciamo ad accompagnare nella crescita parte di questa società che non sarebbe finanziabile perché è fuori dalla finanziabilità della banca for profit, riusciamo a dare un impatto sul territorio. Faccio un esempio così rende l'idea. I soggetti non finanziabili sono gli studenti universitari, perché non hanno un reddito, no? Però gli studenti universitari devo finanziarli oggi, non posso finanziarli quando sono architetti o quando sono ingegneri. E quindi noi abbiamo studiato un prestito che si chiama prestito per merito, ce lo autogarantiamo perché è un prestito un po' più rischioso di quelli tradizionali, ce lo autogarantiamo, abbiamo estrapolato 250 milioni del nostro capitale sociale ed abbiamo messo a garanzia di tutte queste attività di impatto. E quindi, per esempio, in quest'anno abbiamo aiutato 3.250 studenti, soltanto credo nel Triveneto 150, quindi è un modo per accompagnare, per aiutare loro magari a comprarsi il computer, a comprarsi a fare dei corsi di inglese o via dicendo. Quindi c'è tutta un'attività che viene studiata per accompagnare un mondo che è quello dell'istruzione, che è quello del nostro futuro, in maniera molto articolata. Per ultimo c'è una cosa di cui ci siamo accorti, che è quella, diciamo, che il mismatch tra offerta e domande di lavoro, perché noi abbiamo più o meno 1.300.000 disoccupati con 730.000 posti di lavoro che non trovano occupazione, per cui abbiamo pensato di costruire un progetto che si chiama Giovani e Lavoro, con 5.000 persone, quindi 5.000 studenti verranno formati nei prossimi 3 anni, con formazione da 3 a 12 settimane, completamente gratuita per i ragazzi, e dopo avvicineremo le aziende e troveranno lavoro in queste aziende. Ad oggi ne abbiamo formati già 700 e di questi l'80% ha già trovato lavoro. Quindi cerchiamo anche di essere, come dire, un po' un ammortizzatore per quelle che possono essere le domande e le richieste. Ecco, allora in questo senso, ci tenevo a spiegarlo perché non sembra semplicemente un'erogazione liberale, ma entra sempre in un filone questo accompagnamento che vogliamo avere come banca di crescita sostenibile e inclusiva di questo Paese. E in questo territorio noi siamo fortemente radicati e vogliamo essere ancora più radicati. E quindi chi meglio della Fondazione, che ha l'expertise, ha la capacità di dialogare con tanti soggetti, per poter costruire dei bandi che poi siano, diciamo, moltiplicatori di quello che è un po' i nostri desideri. E quindi in quest'ottica noi ci siamo avvicinati alla Fondazione, riconosciamo in loro una grande competenza e quindi volentieri abbiamo fatto sistema insieme. Quindi andiamo avanti. Va bene. Grazie proprio. Tutto questo. Volevo dire soltanto questo. Grazie ancora. C'è un modello relazionale, uno sviluppo di sinergie, uno scambio di vedute così continuo, così costruttivo, che in effetti è un moltiplicatore incredibile delle iniziative che può fare la Regione, ma soprattutto che può fare nel proprio titolo la Fondazione. C'è un rapporto di una chiarezza straordinaria, condiviso il progetto, dove la Fondazione riesce, perché abbiamo anche noi le risorse che abbiamo, fa la Fondazione, dove la Fondazione non riesce, in collaborazione con la Regione si può dar seguito allo stesso progetto. È il caso, se posso, Assessore, della cittadinanza digitale. Abbiamo presentato l'altro ieri il prototipo smartphone. Ecco, questo per me è un esempio straordinario di come le istituzioni possano collaborare nell'assoluto interesse della nostra comunità, dei nostri giovani, perché tutto quello che stiamo cercando di fare assieme è un investimento condiviso sulle uniche forze che questa regione può avere, forze che devono essere formate, che devono avere la giusta cultura del rischio, per quello è importante che ci sia con noi una banca grande come Intesa San Paolo, forze che abbiano chiari gli obiettivi, ma soprattutto che non abbiano dubbi che quello che stiamo creando è l'ambiente assolutamente più favorevole
perché loro possono realizzare, non dico il loro sogno, ma il loro progetto di vita. Permettetemi ovviamente di non continuare a parlare della regione, ma di parlare di alcuni concetti che sono emersi e sono stati espressi in misura, in maniera sicuramente migliore di come potrò fare io, però sui quali credo la regione, e non Alessia Rosoleno o semplicemente l'assessorato, deve fare delle riflessioni e immaginare dei percorsi. Ovviamente quando anche l'anno scorso sono venuta a presentare il bando sull'istruzione l'ho fatto perché credo, e lo credo in tutti i settori, che la relazione, il coordinamento e la complementarietà delle azioni siano la cosa migliore che le istituzioni ad ogni livello possono mettere in campo e mettere in campo assieme, perché ogni cosa è una somma di tante azioni e non è l'intervento del singolo. Quest'anno sono più felice di presentare, ovviamente di essere stata invitata alla presentazione del bando, al quale non ho contribuito, ma nel quale ho trovato assolutamente tutte quelle che sono azioni che nel corso di quest'anno e mezzo la Regione Friuli Venezia Giulia ha già messo in atto. L'ha messa in atto con interventi economici che possono sembrare, che sono, anzi non possono sembrare, che sono la cosa più banale perché sono semplicemente soldi dei cittadini riversati sul territorio, ma con interventi legislativi e normativi sui quali invece credo ci siamo impegnati in misura importante. E allora questa occasione mi permette di fare delle riflessioni su tutti gli aspetti che sono stati toccati. Il primo, la Regione Friuli Venezia Giulia, senza contare la parte digitale, la parte edilizia e la parte di progetti che vengono finanziati, investe ogni anno circa 27 milioni sull'istruzione. Non parlo di università, non parlo di formazione, non parlo di alta formazione, solo sul settore dell'istruzione. E questo è il primo tema sul quale ci stiamo impegnando in maniera importante, ossia capire se riusciamo con il governo nazionale ad arrivare a questo percorso di regionalizzazione che adesso è stato bloccato per il cambio di governo e la mancanza di membri della commissione paritetica, ma sul quale credo con un coordinamento trasversale, una comunione di intenti si possa arrivare, non perché i fondi siano importanti o siano assolutamente determinanti, ma perché la politica, la regia, la creazione di un territorio nel quale a questo piccolo capitale umano che cresce, e piccolo inteso sia in sensi di numeri purtroppo per quanto riguarda la demografia, sia in sensi di età, noi dobbiamo offrire l'ambiente migliore per realizzarsi. E allora credo che anche essere in grado di coordinare, di orientare, di scegliere quelli che sono i percorsi da fare all'interno delle scuole sia un ruolo che la politica regionale debba assumersi e debba essere capace di mettere in atto. Il secondo tema sul quale volevo intervenire era il tema delle lingue. Noi abbiamo già fatto un bando, l'abbiamo fatto nel 2019, lo rifaremo nel 2020, e anche qua ci siamo concentrati sull'aiuto e i corsi e gli aiuti extracurricolari della lingua inglese e il secondo sulla lingua tedesca in misura importante, coniugandolo alle lingue dell'Europa centro-orientale con le quali siamo confinanti. E questo è un dato di fatto, il nostro turismo è in maggioranza tedesco, i nostri rapporti commerciali sono soprattutto con il nord e il centro-est dell'Europa, noi non dobbiamo far altro che mettere un altro piccolo tassello nel mosaico della vita di queste persone. Quindi benvengano le lingue anche orientate rispetto a quello che è il futuro. Abbiamo speso molti soldi e molti insegnanti a parlare spagnolo e probabilmente a fare corsi di lingue che ci servivano. Ho fatto francese, quindi figuratevi, però a fare corsi di lingue che forse c'erano meno utili di quanto ci sarebbe stato utile parlare tedesco, parlare sloveno, parlare croato.
E anche su questo faccio una riflessione che mi sono permessa di fare al convitto Paolo Diacono e anche con gli insegnanti dell'Uccellis, quando abbiamo incontrato gli studenti del MIT che sono venuti nella nostra regione a insegnare con un progetto finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia. Forse dovremmo uscire dal lungo dopoguerra che ci ha contraddistinto, che ha fatto sì che le scuole fossero enclave etnica sparsa sul territorio e non fossero invece momento di confronto e di incontro e di conoscenza rispetto alle lingue che è necessario parlare. Pensate alle scuole con la lingua di insegnamento slovena. Sono pian piano, e lo stanno diventando, scuole nelle quali i bambini e i ragazzi di lingua madre italiana vanno per apprendere un'altra lingua e non semplicemente perché appartenenti a una minoranza etnica. Stessa identica cosa vale per la Slovenia e la Croazia. Ci sono i ragazzi sloveni e croati che frequentano le scuole con lingua di insegnamento italiana non perché appartenenti a una minoranza etnica, ma perché tendenti a immaginare, ma perché sanno che cos'è il futuro, meglio di noi, meglio della politica e con più velocità, e sanno che imparare una lingua straniera e studiare con la possibilità di confrontarsi con persone diverse è un dato di arricchimento culturale. Ecco, anche questo credo sarebbe un passaggio politico sul quale soffermarsi e fare delle riflessioni rispetto a quella che è l'offerta scolastica di tutto il nostro territorio. L'anno scorso, vi ricordate, avevo parlato delle piccole scuole di montagna nelle quali dove si fa il conto ogni mattina con la diminuzione delle nascite, nelle quali si fa il conto ogni mattina col fatto che se chiude quella scuola chiude tutta la filiera legata alla famiglia che vive in quel territorio. Ho parlato delle piccole scuole di montagna che hanno scelto di puntare sulle lingue, penso al Termisiano, la Val Canale, il Canale del Ferro che abbiamo anche visitato assieme, dove mettendo in piedi delle sperimentazioni al momento non riconosciute a livello ministeriale, ma sulle quali bisogna evidentemente insistere, hanno creato delle scuole dove dei bambini piccoli parlano l'italiano, parlano il friulano, parlano l'inglese perché apprendono l'inglese perché si studia, parlano in tedesco e parlano in sloveno, che non sono altro che il riassunto fondamentale di quella che è la loro identità, che sembra ogni tanto una di quelle parole alle quali ci si rifà in nome e per conto di qualche percorso politico ideologico. No, è semplicemente la trasmissione di tutto questo. E sono felice di questa occasione, sono felice che la professoressa Pavatti abbia partecipato, e si vede nella stesura di questo bando, anche per dirvi che l'altra cosa sulla quale l'amministrazione regionale intende intervenire a breve è quella di accorpare tutta la parte del diritto allo studio. L'anno scorso nella parte del bando c'era il welfare. Uno dei nostri obiettivi è costruire un unico contenitore per il diritto allo studio, questo per rendere più facile l'accesso agli aiuti e ai contributi a tutte le famiglie, questo per riuscire ad avere un'unica centrale lungo tutto il corso della vita di un ragazzo e di un bambino nel suo percorso di istruzione, dove andare a chiedere e dove poter intervenire anche per il merito e soprattutto per il merito e per il reddito, dove aiutare e indirizzare le famiglie. L'Ardis, che è la nostra agenzia regionale per il diritto agli studi, che in questo momento si occupa di università, si occupa di conservatori per volontà peraltro dell'amministrazione regionale in maniera determinante, proprio per equilibrare tutte le presenze sul territorio, e si occupa semplicemente di istituti tecnici superiori, si occuperà del diritto allo studio dei bambini dall'accesso alla scuola. È il mio, non lo so, posso dirlo, è la mia fortuna, è la mia voglia è che questo percorso, che non sarà facile perché si tratta di rivoluzionare tutto il sistema di finanziamenti, ma di accorparlo, renderlo più fruibile e accessibile, lo farà la dottoressa Pavatti, che dopo aver
dato conto e dimostrato nel corso dell'anno in cui è stata direttore dell'ufficio scolastico regionale le sue capacità, adesso dovrà aiutarmi a dimostrare nuovamente le sue capacità, concentrando tutto il diritto allo studio e facendo questa che sembra piccola, ma una rivoluzione copernicana per le famiglie, per i genitori e per gli studenti, sapere che c'è un unico posto dove dai libri alla scuola, all'asilo, all'università, ai trasporti, tu ti riferisci per avere delle risposte. E la terza cosa riguarda sicuramente l'alternanza scuola-lavoro, che è qualcosa su cui avevamo iniziato e credo dovremo concentrarci in misura maggiore per dare senso a questo incontro tra capitale umano e capitale produttivo. Sono felice che la Regione, e in questo il bando ricalca anche delle nostre azioni, immagini anche i percorsi di alternanza all'estero, perché la formazione all'estero, che sia quella dei ragazzi durante il corso degli anni scolastici o nel percorso superiore di studi, è qualcosa che li arricchisce, appunto, e che arricchisce il nostro territorio quando poi i ragazzi ritornano. E sono felice per l'ultima parte, che è quella che riguarda lo sport. Anche su questo la Regione, con l'Università degli Studi di Udine, la Facoltà di Scienze Motorie, da anni, ad alcuni anni, è ormai impegnata nel progetto CREES, che sintetizza, lo fa solo sulle scuole primarie in questo momento, però che sintetizza esattamente quello che è contenuto all'interno di questo bando. La salute, lo sport, ma lo sport è anche il modo di verificare e di controllare e di intervenire in tutta una serie di criticità che un ragazzino o un giovane studente possono avere, e credo che questo sia il passo avanti per rendere ancora migliore questo territorio, che è l'unica cosa per la quale ognuno di noi fa politica o lavora nelle istituzioni o fa l'insegnante o fa il preside, rendere migliore il posto nel quale viviamo. Su questo, assieme al CONI, che sempre collabora al progetto con l'Università di Udine, abbiamo immaginato ad esempio un coordinamento più importante dei licei sportivi e la trasposizione di tutta una serie di attività anche all'interno di altre cose. Però quando si parla di salute, si parla di benessere, vorrei solo ricordarlo, augurandomi che l'ufficio scolastico regionale continui a investire su quello che per noi è stato ed è uno dei tasselli che per troppi anni sono mancati all'istruzione del Friuli Venezia Giulia. Quando si parla di benessere, ricordiamoci, della scuola in ospedale eravamo il fanalino di coda a livello nazionale, neanche la Valle d'Aosta era sempre giù di noi, per non fare il solito esempio neanche la Calabria, no. Eravamo gli ultimi, se non gli ultimi eravamo i penultimi nel dare attenzione, nonostante la presenza di 2 IRCS nei quali i bambini quasi vivono e numerosi reparti di pediatria, a dare risposta a questi bambini. Il mio augurio è che l'ufficio scolastico regionale metta lo stesso impegno che abbiamo cercato di mettere nell'anno in cui c'è stata direttrice la professoressa Cravatti nel dare risposte a bisogni che noi pensiamo siano limitati ai bambini. No, stanno aumentando in maniera esponenziale e in settori completamente diversi. Durante l'adolescenza è il primo passaggio all'età adulta. Se noi non diamo risposte concrete all'interno dei percorsi nella scuola e in ospedale, che è uguale all'università in ospedale, poi piano piano ci arriviamo, professore, noi rinunciamo a priori a una fetta della nostra popolazione alla quale non possiamo rinunciare, e i dati demografici ce lo dicono in maniera impietosa. Siamo anche in questo la maglia nera di tutto il nord-est nel rapporto tra nascite e morti, ed è una riflessione
che se non si fa adesso non si fa più. E l'ultima cosa credo sia quella ovviamente di accondiscendere e di immaginare e di studiare assieme alla Fondazione dei percorsi legati al diritto allo studio che accompagnino anche tutti i nostri interventi, non solo ovviamente all'interno delle scuole, ma all'interno di tutti i soggetti che sul territorio regionale si occupano di diritto allo studio. Con il Presidente abbiamo già parlato, ma mi piacerebbe che anche le altre fondazioni, gli altri soggetti presenti sul territorio si facessero carico assieme a noi di questi percorsi e ci aiutassero ad avere delle risposte. Io ringrazio la Fondazione, ringrazio Intesa San Paolo, ringrazio l'Ufficio Scolastico Regionale per aver scritto questo bando. Sono a disposizione, come credo tutti i politici lo debbano fare, per immaginare strade nuove, però ripeto, ed è credo la cosa che ogni tanto la politica dovrebbe ricordare, forse in primis a se stessa e dopo ai cittadini. Siamo qua per dare delle risposte a un territorio nel quale viviamo noi oggi, ma questi bambini vivranno da domani in poi e che vogliamo essere il migliore che possiamo lasciare. Per cui sono a disposizione per qualsiasi intervento, progetto, incremento, aiuto e battaglia vogliate fare. Grazie. Euroregione News.